Sono cominciate nei giorni scorsi le operazioni di rimozione dei detriti del lago di Santa Croce, un lavoro necessario per garantire la sicurezza delle attività sportive e turistiche, ma soprattutto per consentire l'utilizzo del bacino come area di rifornimento dei Canadair per l'antincendio boschivo. A causa degli eventi meteo di dicembre, molte zone del lago erano occupate infatti da tronchi e alberi galleggianti o in affioramento. La provincia aveva attivato un primo progetto di pulizia che inizialmente prevedeva l'utilizzo di imbarcazioni per rimuovere i detriti. Sin qui però non è stato necessario intervenire dal centro del lago, ma soltanto sulle sponde. Direi che stanno lavorando molto bene perché abbiamo appena iniziato l'intervento, ma già molto materiale è stato rimosso. Si tratta di una quantità ingente che è scesa il 6 dicembre con le piogge del 6 dicembre. Pensiamo di finire quantomeno entro la metà di aprile, anche se il cronoprogramma parla di 2 mesi di lavoro circa. I lavori, che dovevano concludersi entro la fine di maggio, secondo il cronoprogramma in tempo utile per l'avvio della stagione turistica, saranno ultimati verosimilmente molto prima. Questa parte stiamo anche creando appunto un'area più sicura dal punto di vista balneare, perché si erano formate delle buche e nella rimozione delle ceppaie c'erano ulteriori problemi, e quindi abbiamo deciso anche di fare un livellamento di quest'area in maniera che ci sia più sicurezza per chi va a fruire del lago di Santa Croce.